Tragico incidente nel pomeriggio di ieri intorno alle 15:30 a Favaro Veneto all'altezza di via Vallenari. A perdere la vita Enrico Della Puppa, 57 anni, noto dirigente della squadra di pallacanestro Junior Basket Leoncino di Mestre. L'uomo stava procedendo lungo la via quando, poco distante dalla rotonda che porta al centro di Favaro, ha perso il controllo del furgoncino Volkswagen che stava guidando, forse per un malore, e ha invaso l'altra corsia allargandosi in curva mentre una Smart guidata da una 26enne proveniva dalla direzione opposta. Il frontale è stato inevitabile quando ormai l'uomo era già svenuto e incapace di governare l'automezzo. È morto così il 57enne, padre di 3 bambini, mentre la giovane alla guida della Smart al momento riporta ferite non gravi. Intervenuta sul luogo la polizia locale di Venezia, che ha eseguito i rilievi per poter ricostruire la dinamica dell'incidente, già possibile dalle numerose telecamere di sorveglianza presenti in zona. Il 118, che ha prestato le prime cure sul posto alla giovane donna al volante della Smart, non ha potuto rianimare Della Puppa perché ormai era troppo tardi. L'uomo era molto conosciuto per il suo ruolo di direttore sportivo e sono tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da parte dei tantissimi conoscenti che lo ricordano come un bravo papà e un grande lavoratore che allenava i piccoli del basket con umanità e competenza. Imprenditore, era titolare di un'azienda di processi di stampa e serigrafia, ma la pallacanestro era la sua più grande passione. Se ne va un atleta, un dirigente, un allenatore, un genitore e un marito.